Oggi vi preparo dei funghi ripieni con una fortissima impronta siciliana, ma non solo. Curiosi? E allora, a un in cucina. Oggi al mercato ho trovato questi meravigliosi funghi champignon che non facevano altro dal banco che chiamarmi e dirmi pigliami e farciscimi tutto. E io che cosa ho potuto fare se non appunto accontentarli? Li ho portati a casa e ho pensato di dedicarvi un video. Ingredienti della mia terra, quindi che caratterizzano molto la Sicilia, per cui li potremmo tranquillamente anche chiamare funghi ripieni alla siciliana, ma non solo, perché poi c'è della scamorza che tutto sommato tanto sicura non è, quindi facciamo un bello fusion, come dicono i gastrofighetti. Adesso bando alle ciance e andiamo a presentare tutti quanti gli ingredienti. Pomodorini ciliegino, pinoli, uvetta di Corinto, che in siciliano si chiama passolina, vino marsala, acciughe sott'olio, scamorza, mollica di pane fresco, ma va bene anche quello grattugiato, il classico pan grattato, e poi la meraviglia, questi funghi champignon stupendi. Guardate che sono belli. Presentate gli ingredienti, iniziamo subito la ricetta. Prendiamo i belli funghi champignon e ovviamente li andremo a pulire. Ma come li puliremo? Con l'acqua? Mai Maria, assolutamente. I funghi non devono vedere acqua. In maniera semplicissima prendete un torcione, un fazzolettino di cotone, quello che avete, e li andate a strofinare sopra. Toglierete così tutte quante le impurità. Il fungo non deve prendere assolutamente acqua, altrimenti comincerà in cottura a rilasciarla e diventerà qualcosa di immangiabile, molto gommoso. Quindi si passa sopra, come vedete, con molta pazienza, e si puliscono. Dopo averli puliti ad uno, adesso li andiamo a tagliare. Togliamo l'estremità inferiore, che è quella che ovviamente c'è la radice ed è a contatto col terreno. Il gambo lo andremo a togliere in maniera più delicata possibile, ma adesso vi faccio vedere tutto bene da vicino, perché non dobbiamo andare a rovinare quello che è la cappella del fungo, che è fondamentale per mettere il ripieno. Ok, con la punta di un coltellino andiamo ad incidere delicatamente tutto attorno alla cappella. Facciamo un movimento in senso rotatorio e viene via molto semplicemente. Ecco qua. E facciamo così con tutti quanti gli altri funghi. Togliamo la parte che va a contatto col terreno, piccola incisione alla base della cappella, prendiamo il gambo, piccola rotazione e viene via. Tolti i gambi, li andremo a cubettare in maniera grossolana e li teniamo da parte. Benissimo, tagliati i funghi, preparate le nostre cappelle svuotate, prendiamo il marsala e lo andiamo a versare all'interno del contenitore con l'uvetta di Corinto. La passolina, va! E la facciamo marinare per almeno una ventina di minuti. Fatto ciò, adesso non ci resta altro che cominciare le cotture, perché sì, andranno poi cotti in forno i funghi, ma io faccio una pre-cottura e adesso vi faccio vedere di che cosa si tratta. Andrò a precuocere la farcitura. Adesso girate da questa parte, così vedete tutto bene da vicino. Ma prima di ogni altra cosa, tagliate piccola la cipolla, prendete una padella, filo d'olio e partiamo. Ok, prima di far partire il soffritto aggiungo un po' dell'olietto dell'acciuga, che porta un po' più di aroma. Accendo e iniziamo a soffriggere la cipolla. Una volta che si è imbiondita la cipolla, inserisco il trito di funghi. E dopo un paio di minuti la mollica di pane. E un'acciuga spezzettata. E mescoliamo per bene. Saranno trascorsi circa un paio di minuti, trasferiamo il composto in una bowl e aggiungiamo gli altri ingredienti. Inseriamo il composto all'interno di questa bowl. E lo lasciamo intiepidire perché è veramente molto caldo. Nel frattempo che si intiepidisce, nella stessa padella mettiamo i pinoli e li facciamo leggermente tostare. Facciamo sì che si estragga l'olio essenziale del pinolo, che renderà questo piatto strepitoso. I pinoli si sono tostati e li inseriamo all'interno della bowl. Prendiamo la bowl e la teniamo da parte in questo momento.
prendiamo i nostri pomodorini e li tagliamo a cubetti piccoli piccoli. E li mettiamo dentro. Messo all'interno della bowl anche il pomodoro tagliato piccolo piccolo, inseriamo adesso l'uvetta sultanina e il vino marsala. E in ultimo io vado a mettere questa meraviglia. Origano fresco è qualcosa di incredibile, un'esplosione di profumi. Ne metto qualche fogliolina spezzettata così con le mani all'interno della bowl, cucchiaio e mischiamo per bene tutti gli ingredienti. Ed è ancora parecchio caldo, esce tanto fumo. Adesso scamorza e ne vado a tagliare qualche fettina e qualche tocchettino. Perfetto, praticamente la ricetta è finita. Adesso andiamo a farcire i nostri funghi. Molto semplicemente, fungo, pizzico di sale, una fogliolina di origano fresca, un tocchettino di scamorza affumicata e poi prendiamo la nostra farcitura e la andiamo a mettere sopra a tappo, in questo modo. Compattiamo per bene e per finire la fettina di scamorza e facciamo così con tutti quanti i nostri funghi. Forno 180 gradi 10 minuti. Appena si scioglie il formaggio praticamente sono pronti. Bella voce!